Gentili telespettatori, tifosi di tutto il mondo, tifosi vicini, tifosi lontani, ma soprattutto, ma che vuol dire caffè, tifosi napoletani, bentornati, bentornati. Sembra che il Napoli sia tornato quello dello scorso anno, almeno in queste ultime due partite, quelle contro Udinese e Lecce, dove il Napoli ha conquistato 6 punti, ha realizzato 8 gol e ha subito solamente un gol contro le due modeste avversarie. Onesto, dopo la partita con l'Udinese pensavo che comunque il Napoli avesse vinto solamente 4-1 perché comunque l'Udinese non era stato un granché al Maradona, però poi a Lecce invece il Napoli ha dimostrato comunque di avere grande carattere, grande personalità e Garcia ha veramente messo in campo una squadra che comunque ha dimostrato la sua netta superiorità alla fin fine al Via del Mare contro il Lecce, Lecce che comunque qualche big comunque si è fermata, lì comunque la Lazio ha perso, anche se comunque la Lazio è in estrema difficoltà in questo periodo dall'inizio del campionato. E la Juventus comunque ha sofferto, ha vinto per un calcio d'angolo che non c'era, però nessuno ne parla. E comunque il Napoli però è andato lì convinto comunque della prestazione, ha fatto una grande gara, veramente una grande gara, è riuscito a portare a casa il risultato, ha vinto per 4-0. Gara che si è sbloccata da un calcio di punizione di Zielinski, il cross, la palla in mezzo e Ostigard di testa l'ha messa in porta a causa comunque di un fallo di mano del centrocampista del Lecce Strefezza che ha determinato appunto il calcio di punizione dove poi il Napoli è andato in vantaggio. Garcia diciamo che è partito poi alla fin fine con un turnover in vista poi della partita di martedì contro il Real Madrid, che sarà una sfida molto importante per, comunque per la concorrenza al primo posto nel girone di cui il Napoli ha l'obbligo di passare anche per questioni economiche. Il Napoli deve assolutamente passare il girone. Martedì ci vorrà il vero Napoli che al di là del risultato sicuramente giocherà secondo me una splendida partita. Questo è poco ma sicuro perché davanti al nostro pubblico dobbiamo comunque onorare la maglia e fare una grande partita al di là del risultato. Questo sarà poi oltretutto il terzo incontro con il Real Madrid nella storia del Napoli. Il Napoli, ricordiamo, il precedente con il Real Madrid negli anni 80, il periodo di Maradona. Comunque il Napoli pareggiò 1-1 al Maradona, poi perse 2-0 a Madrid. E poi, vabbè, l'anno di Sarri. Comunque il Napoli perse 3-1 a Madrid e 3-1 al Maradona, dove all'epoca a San Paolo, dove c'ero anche io, lo posso dire. Quindi comunque il Napoli ora dovrà prepararsi al meglio comunque per la sfida di martedì, molto 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 importante, determinante comunque per i 3 punti in Champions. Per quanto riguarda poi comunque le pagelle, il Napoli, Meret comunque 6 meno perché comunque onestamente quell'errore là non si può fare. È vero che poi c'è stato il fallo di malo di Krstic, però comunque onestamente lì c'è un errore di Meret imperdonabile che un portiere di Serie A non può commettere, non si devono commettere soprattutto questi errori contro il Real Madrid, questo è poco ma sicuro. Oliveira 7 perché ha fatto una bella partita anche se comunque Alkmist gli ha dato filo da torcere su quella fascia sinistra, il biondino del Lecce, molto molto secondo me un bel futuro promettente nonostante tutto. Di Lorenzo 7, il nostro capitano ha realizzato una bella prestazione, comunque c'è da dire, onestamente nulla da dirgli. Zielinski 7, una bella prestazione da parte del polacco Piotr Zielinski, veramente bravo. Lobotka 7,5, è stato veramente bravo il piccoletto Lobotka, veramente come al solito determinante per il centrocampo del Napoli. Anghissà 7 comunque ha dimostrato la sua superiorità. Lindstrom 5,5 perché nonostante ha sbagliato un gol, onestamente è sembrato un po'... sembrava un po' onestamente sparato nel campo così meravigliato senza diciamo concludere nulla alla fin fine dribblava se stesso però comunque diamo tempo al ragazzo perché comunque con l'Udinese qualche piccola giocata buona si era vista quindi non giudichiamo troppo e andiamo avanti comunque a seguire cosa in futuro cosa accadrà perché secondo me comunque in fondo anche Lindstrom è un buon giocatore, però ovviamente noi preferiamo Politano perché poi vabbè,
sostituiva sempre Lozano, e ora ci dovremo abituare con Lindstrom come sostituto di Politano. Simeone comunque 7 perché ha fatto una bella partita, ha anche sfiorato il gol su quel tiro che è uscito di poco fuori. Kvaratskhelia 7 perché comunque ha fatto una gran bella partita. Il cross per il gol di Osimhen del 2-0 nasce da lui. Osimhen 7 perché ha dimostrato ancora una volta di essere determinante, però sempre con questa appunto espressione molto molto negativa, esultanza molto contenuta. Questo ci fa capire comunque lo stato d'animo del ragazzo, che il ragazzo comunque è ancora un po' diciamo scontento, però ci auguriamo che tutto ciò possa passare, chissà, in futuro. Gaetano 6,5 perché comunque oltre diciamo a realizzare il suo secondo gol poi in effetti con la maglia del Napoli nei comunque 2 anni da giocatore comunque in prima squadra. L'anno scorso ricordate aveva segnato il 3-1 con l'Inter prima poi di subire il brutto infortunio al ginocchio, e poi però adesso quest'anno si è sbloccato entrando, ha segnato il gol del 3-0 e per giunta si è anche poi procurato il calcio di rigore che però è stato trasformato da Politano, che a sua volta anche lui prende comunque un 6,5 perché ha fatto una buona prestazione. Raspadori comunque 6 perché ci ha provato ogni tanto e quindi e comunque poi alla fine si è concluso così il risultato. Il Napoli ha vinto 4-0 a Lecce. Garcia 7 perché comunque ha letto bene la partita. Pairetto insomma 5 meno meno perché comunque qualche cartellino giallo che è stato dato come quello a Simeone onestamente andava dato anche al Lecce, secondo me qualche cartellino giallo in più anche a loro, però comunque nonostante tutto l'importante era vincere. Il Napoli è tornata alla vittoria a 6 punti in 2 partite, però purtroppo si trova a causa dei 2 punti persi con Genoa e Bologna sempre a -4 dalle due milanesi che ieri hanno battuto Lazio e Salernitana. Quindi io vi saluto, vi auguro l'appuntamento a martedì, tutti al Maradona a sostenere il Napoli contro il Real Madrid, perché ci vorranno 11 leoni e come già detto in precedenza ci vorrà chi sarà allo stadio, un urlo dei Champions che dovrà sentirsi, come disse Hamsik nel vecchio Real Madrid, quello di 5 anni fa, 2017-2018, un urlo di Champions che si dovrà sentire fino a Torino. Forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli. Hala. Ciao.